furti nelle chiese denunciano davvero una decadenza etica dei nostri tempi e sicuramente, visto che si ripetono, quella di servirsi degli istituti di vigilanza può essere sicuramente una soluzione. Vigilantes a presidiare le chiese. Nelle ultime settimane obiettivo di bande che puntano a rubare le canne degli organi, probabilmente poi per rivenderle. Colpi nel Veneziano. Nella parrocchia di San Trovaso di Preganziolo, dove sono sparite 19 canne dell'antico organo ottocentesco, il parroco ha parlato di danno incalcolabile. A Mogliano, nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, tra giugno e luglio i ladri hanno rubato 20 canne. Le parrocchie corrono ai ripari. Nella frazione di Preganziolo, Don Daniele Bortoletto ha annunciato che farà installare delle telecamere di videosorveglianza, ma nel frattempo ha deciso di rendere le due chiese, solitamente sempre aperte, accessibili solamente durante le funzioni religiose. Anche a San Marco Evangelista in Ronzinella, ad ottobre, in occasione dei lavori che interesseranno l'oratorio, verranno installate le telecamere e un sistema di allarme, ma si provvederà anche a chiudere l'organo con delle ante in legno e una serratura antiscasso. Ma a queste misure potrebbe aggiungersi la vigilanza privata con una collaborazione tra parrocchie e comuni. È necessario trovare i giusti termini, poiché il comune, comunque le amministrazioni comunali, avrebbero un beneficio dell'eventuale servizio di vigilantes, specialmente negli orari notturni, mentre i furti nelle chiese si stanno verificando durante il giorno. Un furto che colpisce tutta la comunità di Preganziol per il valore artistico e culturale del bene che è stato danneggiato. Esprimiamo vicinanza al parroco Don Daniele, con il quale siamo in continuo contatto, dice la sindaca Stocco. Ci impegniamo a dare massima disponibilità per collaborare nelle indagini per arrivare presto all'identificazione dell'autore di questo odioso furto. Ricordo inoltre che la città di Preganziol ha ospitato per diverse annualità un importante festival organistico internazionale che proprio nella chiesa antica di San Trovaso ha avuto sede. Proprio per questo teniamo in particolar modo al valore, al pregio di quel bene e ci auguriamo che torni presto all'antico splendore. Intanto i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a cui sono stati denunciati i furti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire se si possa trattare della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e nel Bolognese.